Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha visitato oggi il centro vaccinazioni del Palazzetto dello Sport di Cividale. Nell'occasione ha parlato dei parametri alla base della classificazione delle regioni e anche di vaccini. Più ce ne sono, meglio è. Professor Brusaferro, sarà possibile rivedere i parametri per stabilire poi il colore delle zone? Perché questa è una richiesta che viene fatta dalle regioni, anche dalla nostra. Ma c'è attualmente un tavolo tecnico che è stato chiesto dalle regioni, che è stato istituito con un decreto del Ministro che sta lavorando e che guarderà attentamente i parametri alla luce anche dell'evoluzione epidemiologica di quanto sta avvenendo. Oggi fortunatamente abbiamo i vaccini, questo è un elemento che ci fa sperare noi, ma tutti noi italiani, non soltanto, tutti noi anche nel mondo, e questo ovviamente è la sfida più importante che dobbiamo cercare di percorrere. Alla luce di questa è anche importante, abbiamo sempre ovviamente degli indicatori che sono guida, però l'insieme degli indicatori può essere valutato proprio alla luce dei vaccini. Credo che siamo in una fase dove è molto importante avere più vaccini con tecnologie diverse. I vaccini sono uno strumento fondamentale per superare questa epidemia e per continuare a superarla, quindi anche in prospettiva. Quindi più vaccini abbiamo meglio è. Ogni vaccino va studiato, ogni vaccino sappiamo anche che quando viene autorizzato per l'utilizzo nella popolazione ha fatto tutti i passaggi di sicurezza, però è altrettanto vero che siamo in un'epidemia nuova e quindi man mano che procediamo con le vaccinazioni ma anche con l'andamento delle infezioni acquisiamo nuove conoscenze, quindi questo diventano un capitale che ci aiuta a capire meglio come controllare la diffusione del virus. Quanto può servire l'esempio dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, dove sono stati vaccinati tutti quanti con AstraZeneca? Adesso stanno riprendendo una vita normale. Può essere d'aiuto anche al nostro paese per quanto riguarda le persone che sono scettiche nei confronti del vaccino? Allora, io credo che la sua domanda ha due componenti. La prima componente è il scetticismo nei confronti del vaccino, che secondo me non ha ragione di esistere. Anche tutte queste informazioni, come giustamente voi vedete quotidianamente, su possibili effetti collaterali, sono il marker, l'indicatore di quanto sia puntuale e serio il sistema di monitoraggio. Questa è una sicurezza per tutti noi, perché vuol dire che il sistema monitorizza, acquisisce informazioni e appena le informazioni le rende disponibili e adatta alle proprie strategie di vaccinazione. Quindi io credo che il vaccino è la via d'uscita per affrontare questa epidemia. Ma come avvengono i controlli dei vaccini? Che noi abbiamo delle agenzie regolatorie, abbiamo quella europea che si chiama EMA, come sapete, abbiamo quella italiana che si chiama AIFA. Abbiamo un sistema di monitoraggio degli effetti collaterali che risale molto prima di questo vaccino, che vale per i vaccini e vale per tutti i farmaci, che viene monitorizzato quotidianamente a livello regionale e a livello nazionale. E man mano che, come dicevo all'inizio, emergono delle evidenze, le agenzie regolatorie sono molto tempestive nel comunicare, nel condividere in qualche modo le conoscenze che accumuliamo o che acquisiamo e nel dare quindi le raccomandazioni connesse. Qual è la situazione al momento e le raccomandazioni? La raccomandazione in questo momento è un paese dove abbiamo una circolazione significativa. Siamo scesi a livello del paese sotto i 2,50, questo è un dato positivo, ci sono differenze tra regioni. Abbiamo visto che comunque è un andamento che tocca anche gli altri paesi europei, non è che noi siamo fuori da un'isola né come Italia né come Friuli, facciamo parte di un insieme e se voi guardate i dati anche oltre il confine vedrete che gli andamenti sono poi abbastanza simili, tra virgolette. L'importante è che quando si vedono segnali di partenza della curva è importante intervenire rapidamente per bloccarla e la sfida però è sempre quella di arrivare a un punto in cui vacciniamo una larga parte della popolazione e questo sarà un aspetto molto importante per bloccare la circolazione. E certamente c'è un'attesa da parte di tutti di poter acquisire la vaccinazione il prima possibile, questo è un elemento credo importante, c'è un impegno ampio dell'Unione Europea, del Paese, delle regioni nel fare in modo che
man mano che le dosi di vaccino arrivano, vengano erogate. Credo che l'esempio che vediamo qui anche di un modello organizzativo sia un ottimo esempio di capacità di erogare tempestivamente i vaccini disponibili. Certamente la scommessa è avere più vaccini possibile nel più breve tempo possibile, sapendo che il vaccino è uno strumento importantissimo, ma che questo non deve, ripeto, non deve farci derogare dall'attenzione del vestire la mascherina, del mantenere il distanziamento, perché sappiamo che i vaccini riducono moltissimo la probabilità di ammalarsi, però non necessariamente riducono la probabilità di contrarre l'infezione e quindi di trasmetterla. Non ce n'è altra in questo momento. Quale potrà essere la voce in capitolo anche nella decisione sui colori anche delle regioni? Ho l'onore, oltre che l'onere, di presiedere un organo tecnico-scientifico che ovviamente studia il fenomeno, fornisce al decisore, è un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi supporta il governo centrale ma supporta anche le regioni per le proprie competenze, ripeto, essendo organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. Partecipa poi anche ai tavoli internazionali. Noi guardiamo ovviamente l'andamento delle epidemie. Le evidenze ci mostrano poi sostanzialmente quali misure possono essere più efficaci, non è sempre facile individuarlo con precisione e quindi il bilanciamento delle misure da assumere in funzione del quadro epidemiologico è un bilanciamento che sta veramente nella componente politica intesa come la parte più nobile, cioè la componente che poi riesce a mettere insieme gli interessi e anche le istanze di tutta la parte della società. La situazione negli ospedali della Regione sta peggiorando dal punto di vista dei ricoveri e uno degli aspetti emersi nella città ducale, dove è intervenuto il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che nell'occasione ha parlato di modello Cividale. Presidente, come mai questa visita oggi qui a Cividale? Non è la prima volta che vengo, non è il primo luogo che cerco di essere presente in tutte le attività che vengono svolte per vedere, per ringraziare coloro che lavorano e credo che sia una testimonianza, mi pare, apprezzata, quindi siamo qua a vedere questa ulteriore fase. Oggi siamo sui richiami, la campagna sta andando avanti in funzione delle dosi che abbiamo e devo dire che il modello che è proprio partito da Cividale sta segnando l'esperienza in tutto il territorio regionale. È un modello che si basa ormai sull'esperienza consolidata delle aziende, dei dipartimenti che si occupano di questo e del sistema di protezione civile, che ovviamente ormai sono una cosa unica nelle attività che abbiamo svolto nel corso di quest'anno. Quindi noi contiamo di proseguire, di accelerare e di sperare di guardare la luce in fondo a questo tunnel. Parliamo della situazione attuale, come siamo, come si presenta, anche perché ci sono segnalazioni di medici che dicono ci sono delle patologie che possono comportare gravi rischi per la salute se non vengono affrontate subito. Quindi che cosa si può fare anche per queste patologie? Parlo di patologie urologiche ad esempio. Purtroppo non ci sono solo le urologiche. Noi dobbiamo riuscire a capire in questi 15-20 giorni se la pressione ospedaliera cala. Calando la pressione ospedaliera è evidente che bisogna mettere la testa con grande attenzione a tutte le procedure legate al post-Covid, perché c'è un tema del post-Covid che riguarda le patologie che sono derivanti da coloro che hanno avuto il Covid, più tutto il resto dell'altra attività che ha dovuto rallentare e a volte fermarsi. Quindi è sicuramente la grande sfida sulla quale bisognerà presto cominciare a metterci la testa, naturalmente dopo che siamo usciti da questo tipo di emergenza, perché in questo momento siamo concentrati tutti qua. Ecco, il governatore chiede la revisione dei parametri anche per cambiare colori appunto in regione. È una richiesta che farà anche oggi lei al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro? Con il professor Brusaferro parliamo spesso di queste cose. Secondo noi ci sono almeno due questioni. La prima è questo 250 ogni 100.000 abitanti o una funzione delle attività di tamponi che fai o altrimenti rischi che sia un dato
non reale. Noi andiamo a cercare il contagio, continueremo a farlo, ma se noi facciamo il rapporto tra il numero dei tamponi che si fanno e i positivi che si trovano, la nostra è la terzultima regione d'Italia nella scorsa settimana, quindi questo 250 non può penalizzare le altre attività che sono secondo me misurate in maniera molto diversa. Il secondo problema è quanto oggi le misure restrittive siano efficaci rispetto ad un cambio di rotta nell'attività di precauzione. Se noi guardiamo quello che è accaduto, vediamo come i focolai si sono distribuiti prevalentemente nell'ambito familiare, quindi vuol dire che se un luogo era chiuso le persone non andavano in quel luogo ma si rifusavano nella casa di uno o nella casa dell'altro e questo ha generato un contagio molto elevato, quindi è evidente che anche su questo secondo noi bisogna fare una riflessione. Fare una riflessione tanto più che ci sono delle attività economiche che stanno attendendo input, che sperano in un cambiamento di rotta. Dopo un anno il sistema economico e sociale, i comportamenti delle persone non possono essere considerabili come quello che avveniva ai primi giorni, quindi è evidente che su questo bisogna secondo noi mettere mano. Situazione sotto controllo in ASUFC dove si sono registrati nuovi ingressi soprattutto in semi-intensiva, a dirlo Massimo Baraganti, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Direttore, qual è la situazione attualmente al Santa Maria della Misericordia di Udine e in tutto l'ambito dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale? Diciamo allora, il fine settimana di Pasqua, per fortuna, abbiamo avuto un minore afflusso sui fronti soccorsi, anche se la pressione sulle intensive è sempre stata alta. Cioè, ci sono state una serie di ricoveri che purtroppo hanno occupato quei posti che eravamo riusciti a liberare. Invece posti di malattie infettive, rispetto alla puntata massima dove eravamo arrivati ai 460, siamo tornati intorno ai 400 posti, per cui qualche piccolo segnale probabilmente di effetti del periodo in zona rossa li stiamo vedendo. La preoccupazione a questo punto è nelle prossime settimane, la prossima settimana e quella dopo, gli eventuali effetti del periodo del ponte di Pasqua, più che altro se effettivamente la popolazione ha tenuto un comportamento virtuoso, al di là di poter cominciare a avere, specialmente la popolazione anziana, spero, i primi effetti delle vaccinazioni. Piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea, tra poco. Circa 90.000 bambini rientreranno domani nelle scuole della regione, dagli asili nidi e scuole fino alla prima media. C'è soddisfazione ma allo stesso tempo preoccupazione da parte di Paolo De Nardo, dirigente scolastico del terzo comprensivo di Udine, che si auspica responsabilità da parte delle famiglie e così anche l'apertura in presenza delle scuole superiori. Vediamo. Per i più piccoli è sempre difficile seguire le lezioni a distanza e continuare il percorso di apprendimento a distanza. C'è un po' di preoccupazione perché chiaramente questo rientro a scuola è un rientro comunque in una situazione difficile dal punto di vista dei contagi, siamo ancora in zona rossa e quindi questo richiede di più di responsabilità a tutti quanti, in particolare alle famiglie. È necessario fare attenzione a eventuali sintomi che dovessero insorgere, per cui ci vuole questo di più di responsabilità. Naturalmente rimane un po' di dispiacere per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado che invece dovranno continuare a distanza in un periodo tra l'altro in cui per le classi terze insomma, c'è anche la preparazione all'esame di Stato. C'è dunque preoccupazione da parte dei genitori, anche degli insegnanti, glielo chiedo, anche se gran parte sono vaccinati? Sì, siamo in gran parte vaccinati con la prima dose, quindi è chiaro che la protezione non è ancora così ampia come sarà successivamente. La preoccupazione c'è perché negli ultimi tempi abbiamo visto anche che insorgono sintomi piuttosto importanti in persone relativamente giovani. Chiaramente, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli, quindi le scuole dell'infanzia o gli alunni diversamente abili che non utilizzano la
mascherina e il distanziamento, aumentano appunto le preoccupazioni anche nei docenti. È per questo che ho chiesto la maggiore responsabilità da parte delle famiglie. Secondo lei c'è bisogno di riaggiornare il protocollo proprio per evitare o comunque per la paura del contagio da variante inglese? Ma quello che per noi è importante è avere uniformità di comportamento in tutta la regione, cosa che purtroppo nei mesi scorsi non è stata, nel senso che, essendo anche in contatto con colleghi delle altre province, ho potuto verificare che in realtà appunto i comportamenti non sono i medesimi nelle diverse zone della regione. Quindi per me la prima cosa sarebbe avere uniformità di comportamenti e chiarezza rispetto ai compiti. Ho visto alcune sue dichiarazioni, dice ad ora ci attendiamo le aperture anche da parte appunto delle classi seconda e terza media e delle superiori. Per quanto riguarda le superiori c'è sempre il tema anche della presenza al 50%, 75% in zona arancione. È troppo presto per aprire anche quelle classi in presenza o no, secondo lei? Ma guardi, su questo io ho fatto mio l'auspicio anche del Presidente del Consiglio, che ha espresso il desiderio di portare tutti in presenza. Però lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che lo si farà nel momento in cui saranno i dati della scienza a dirci che è possibile farlo. Chiaramente il mio è un auspicio perché ci sono due ordini di questioni. La prima è legata certamente ai percorsi di apprendimento, ma l'altra è legata a tutta la dimensione della socialità. Se penso alla secondaria di secondo grado, penso a dei ragazzi che sono in un periodo della loro vita in cui hanno assolutamente bisogno di socialità, ma sono costretti a non viverla da diversi mesi, e quindi sarebbe importante che ci sia anche la possibilità di una diminuzione dei contagi e di una ripresa delle attività in presenza. Come definirebbe questa esperienza in didattica a distanza? Allora, io rifacendomi alla nostra esperienza devo dire che rispetto ad un anno fa le cose sono andate molto meglio. Proprio poco prima di Pasqua ho svolto una riunione con i miei collaboratori e ho constatato che in realtà quasi tutti i ragazzi, se non tutti, si sono collegati. Però ecco, quello che è importante capire è che la didattica a distanza dovrà anche in futuro essere un complemento della didattica in presenza, ma non la può sostituire completamente. Quindi è una didattica in questo momento emergenziale e come tale la viviamo, però chiaramente dovrà lasciare il posto alla didattica in presenza, o meglio accompagnarsi alla didattica in presenza nel futuro. Poi è chiaro che i problemi che c'erano un anno fa ci sono anche oggi rispetto alla connessione. Ci sono aree della nostra regione che non sono assolutamente coperte da connessione, e questo ovviamente crea delle ulteriori differenze. Un ultimo aspetto, andrà valutato in tempi più lunghi quali siano stati gli effetti della didattica a distanza sui ragazzi. Sarà cosa che andrà adeguatamente indagata, perché l'impressione è che abbia contribuito ad aumentare le differenze appunto tra chi ha l'accesso alle strumentazioni, alla connessione, e chi invece non ce l'ha. Dello stesso avviso Teresa Tassan-Viol, Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, appunto sulle aperture per quanto riguarda le classi di terza, di seconda e terza media. È importante per loro per recuperare anche il contatto con insegnanti e compagni di classe, ma sarà utile anche la scuola d'estate a cui sta pensando il governo. Ascoltiamola. Teresa Tassan-Viol, Presidente dell'Associazione Nazionali Presidi del Friuli Venezia Giulia. Domani le scuole, almeno alcune scuole, riaprono. Cosa pensa della riapertura almeno delle scuole dell'infanzia, delle elementari e della prima media? Beh, direi che è una buona notizia, molto attesa sia dal mondo della scuola e sia soprattutto, credo, dalle famiglie, naturalmente, perché sappiamo che tenere a casa gli alunni e i bimbi di età più bassa costituisce, oltre che una lesione, diciamo così, del diritto allo studio, soprattutto un grosso problema per le famiglie che devono accudirli e averne cura. Noi coltiviamo la speranza che gli alunni più grandi, la seconda e la terza media e anche le
superiori che sono a casa veramente da tanto tempo possano riprendere presto la frequenza. Contiamo, come alcuni indici epidemiologici ci dicono in questi giorni, di un leggero miglioramento. Se la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, riuscirà ad entrare nella cosiddetta zona arancione, è possibile che anche gli altri ragazzi tornino finalmente in classe. Per quanto riguarda le condizioni, parliamo delle misure a scuola e della vaccinazione degli insegnanti. Per quel che riguarda i protocolli di sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado, lì non ci sono problemi perché sono stati stilati fin dall'avvio dell'anno scolastico, sempre attuati con grande scrupolo e con grande impegno dal personale tutto della scuola. C'è sempre stata ampia collaborazione anche con i referenti delle aziende, delle diverse aziende sanitarie del territorio, che hanno potuto contare su una collaborazione ampia, efficace e pronta da parte di tutte le scuole. Ci viene incontro, a portare una nota positiva anche il fatto che la praticamente quasi totalità del personale scolastico ha aderito alla campagna di vaccinazione, una percentuale altissima che supera il 99% degli addetti, quindi una nota molto molto positiva, e contiamo che gli effetti di questa ampia vaccinazione si possano presto mettere a frutto e vedere anche nella riapertura, nel funzionamento in presenza di tutte le scuole in sicurezza per tutti quelli che le frequentano. Anche perché, visto che gli esami non sono molto distanti, soprattutto per la terza media e per la quinta superiore, sarà importante avere 2 mesi di preparazione. Sì, contiamo appunto che gli esami possano essere fatti come prevedono le ordinanze del Ministro in presenza. Mancano alcune settimane, insomma un paio di mesi per quella data. Andiamo anche incontro alla bella stagione e, come si diceva prima, appunto agli effetti della vaccinazione. Per l'epoca una gran parte del personale scolastico potrebbe aver già effettuato anche la seconda dose del vaccino AstraZeneca, che era il vaccino dedicato al personale della scuola, e quindi auspichiamo che aumenti le condizioni di sicurezza e anche di serenità. Data l'esperienza dell'anno scorso, per questi ragazzi che dovranno stare ancora a casa, quali saranno gli effetti sia sulla maturazione sia sulle conoscenze? Per quel che riguarda il percorso di apprendimento, la scuola è stata molto pronta, quest'anno ha saputo rispondere, e quindi io credo che non ci siano molti gap, molti svantaggi da questo punto di vista, riferendosi semplicemente alle conoscenze, agli apprendimenti. E tutt'altro discorso è invece in quell'apprendere che è vivere questa esperienza insieme, lavorando insieme, confrontandosi, socializzando, mettendo in comune l'esperienza. Questo è un grande apporto all'apprendimento, quindi da questo punto di vista il vulnus sicuramente c'è stato e andrà recuperato. Ci sono anche queste possibilità, questi progetti che riguardano le scuole anche d'estate, su cui il Ministero si sta impegnando in questo momento. Vediamo quali saranno le proposte e come le scuole eventualmente potranno aderire per offrire ai ragazzi e agli alunni delle opportunità anche in termini di recupero di quelle esperienze di cui si diceva sopra. E chiudiamo con una novità del palinsesto di Telefriuli, perché i Papu tornano in onda nella nostra emittente. Il duo comico pordenonese composto da Andrea Appi e Ramiro Besa sarà protagonista con 50 puntate, tutte da ridere, nella trasmissione Chi non fa non falla, in onda dal lunedì a venerdì alle 20:45 a partire da questa sera. Protagonisti della striscia quotidiana saranno diversi personaggi comici usciti dall'estero dei Papu, che proporranno situazioni divertenti accompagnate da messaggi importanti e utili. Vi lascio con l'intervista ai Papu. A voi la linea torna domani. Buona giornata.
Ecco qua, eccoci qua. Allora, come sintetizzare questa cosa? Ci vediamo fra poco, la sintesi e ci vediamo fra poco. Sì. Approfitteremo di voi, del vostro tempo, sono 8 minuti al giorno, non sono tanti, quindi non vi sconvolgiamo la vita. Potete approfittare anche voi di noi, approfittiamoci a vicenda. a vicenda dal 6 aprile, sì, torniamo su Telefriuli, che è un po' un ritornare a casa. Un ritorno, sì, perché era nel 97 quando abbiamo cominciato. Abbiamo visto ieri le immagini. Siamo cambiati. C'era la pellicola, cosa c'era? Non so, c'era il nastro non so magnetico, cosa fosse, i comunque daguerrotipi c'era. Ha resistito però, quindi tra mille striscioline, torniamo bruciature, con eccetera. un nuovo programma che è è tutto pensato su alcuni argomenti, insomma, molto nostri, molto umani, della vita di tutti i giorni, sul rischio, sul pericolo che corriamo normalmente vivendo. Che se fossimo morti avremmo risolto il problema, non ci sarebbe nessun rischio. Che problema c'è? Il rischio è da 0 a 120 in mezzo. Lì ci sono dei problemi, prima e dopo. Noi adesso triboliamo ancora 30, 40, 50 anni, poi finiamo. Parleremo quindi di questo in modo sempre un po' sbilenco, ovviamente, come nostro costume, e di costumi ne abbiamo tanti, perché abbiamo valigione, abbiamo investito in parrucche, perché in parrucche e baffi. Ma come facciamo a fare uno del 97? È impossibile. È impossibile, quindi ci siamo procurati, abbiamo fatto degli investimenti, mica da ridere, anche gli occhiali, vedi? Nel frattempo abbiamo investito in pastiglie, in urologi, in un sacco di interventi, e siamo ancora qua, e ritorneremo all'attacco di Telefriuli e dei friulani con questo. Ci auguriamo chi non fa non falla, perché questo è un momento divertente, allegro, e di questi tempi non è poca cosa, siamo tutti tribolati. Anche noi, anzi tanto più noi che però, ci manca il pubblico. Non ci avranno mai, abbiamo attori. detto. Noi abbiamo bussato alla porta giusta e Telefriuli ha risposto, ha aperto, ha detto: ah, siete voi? Arrivederci, ha chiuso. No, però con noi dentro, ha chiuso con noi dentro. Morale, vi aspettiamo. Da martedì 6, vi aspettiamo. Lunedì, venerdì, per 2 mesi e passa. Passa. Adesso basta, lasciateci lavorare, perché no. Da un anno che non facciamo niente, quindi non siamo più abituati. Non siamo più abituati. Già avevamo un ritmo blando prima, adesso proprio no. A fra pochissimo. Viva, pausa caffè. Ciao. Ricomincia con la pausa caffè.